Possiamo quindi cominciare. L'altra volta avevamo cominciato a parlare della nascita del fascismo nella nostra regione, nel nostro territorio, e quindi avevamo cominciato a dire che dopo la prima guerra mondiale il panorama politico si modifica continuamente, perché avevamo detto nei primi anni 19-20 avevamo visto l'enorme crescita del Partito Socialista, che era diventato il partito più importante nella provincia, quindi aveva preso il posto anche nelle campagne aveva preso il posto del movimento cattolico, che invece nell'anteguerra era il movimento, il partito che aveva il maggior numero di adesioni, quindi il più ampio consenso. Quindi a metà del 1920 abbiamo visto si forma il primo fascio di combattimento, e anche questa sarà una modifica del panorama politico nel nostro territorio. Abbiamo visto che il primo fascio di combattimento nasce a Monfalcone, viene formato in maniera quasi esclusiva da dipendenti del cantiere, finanziato dai proprietari del cantiere, sostenuto dal fascio triestino, che era in regione il fascio più importante, più grande, ma anche che deteneva in quel momento in Italia proprio la prima posizione come fascio più importante. Abbiamo visto che come numero di iscritti addirittura il fascio triestino nel 1920 aveva più iscritti di quello milanese, quindi diciamo il fascio triestino aveva una notevole importanza. E quindi si forma il primo fascio a Monfalcone. Abbiamo visto che appena si formano i fasci si formano anche le squadre d'azione, che iniziano a essere protagonisti di azioni di violenza nei confronti di quello che al momento a Monfalcone era il principale nemico, cioè il movimento socialista e il movimento sindacale. E abbiamo anche visto che queste prime azioni erano più che altro azioni di disturbo, che anzi alla fine di agosto avevano provocato anche la reazione del Partito Socialista, che aveva promosso a Monfalcone, prima a Monfalcone, poi nell'intera provincia e quindi nell'intera regione, uno sciopero antifascista. Volevo aggiungere il fatto che il fascismo inizialmente, abbiamo visto, si sviluppa nel nostro territorio dopo, rispetto a Trieste, rispetto ai fasci italiani, ma ha anche una certa difficoltà a svilupparsi all'inizio. Infatti a Monfalcone il fascio nasce nel giugno del 1920 e bisognerà attendere quasi 6 mesi per veder costituito il secondo fascio di combattimento nella provincia. E il secondo fascio di combattimento è quello di Ronchi dei Legionari, che di fatto nasce con le stesse caratteristiche del fascio monfalconese, in quanto a costituirlo sono in larga parte dipendenti del cantiere di Monfalcone. Quindi a partire dal mese di ottobre e novembre si costituiscono anche altri fasci che avranno più o meno le stesse composizioni. Il fascio di Gradisca si costituisce pochi giorni dopo quello di Ronchi ed è addirittura formato da un ufficiale dell'esercito, quindi un certo Luigi Uva, che sarà il primo segretario del fascio di Gradisca, che durerà poco proprio perché verrà trasferito con il suo reparto in altre zone d'Italia e quindi verrà poi sostituito. Sempre più o meno diciamo in novembre si costituisce anche il fascio di Cervignano, formato da ex combattenti, soprattutto funzionari pubblici e ferrovieri della zona, quindi anche a Cervignano,
e va ricordato che il fascio di Gorizia si costituisce il 7 di novembre, quindi dopo quello di Ronchi, dopo quello di Gradisca, dopo quello di Cervignano, il fascio di Gorizia che diventerà chiaramente, ma negli anni successivi, il fascio più importante della provincia. Anche a Gorizia i promotori della costituzione del fascio di combattimento sono soprattutto ex combattenti e volontari di guerra, professionisti, diversi cittadini delle vecchie province. E come accennavo già l'altra volta, assieme al fascio si costituisce anche la squadra d'azione che a Gorizia avrà delle caratteristiche diverse, perché oltre a diciamo, colpire le organizzazioni del movimento operaio, colpirà in modo particolare le istituzioni e le associazioni politiche, culturali e economiche della comunità slovena. Infatti è significativo il fatto che a Gorizia il fascio si costituisce ufficialmente il 7 novembre del 1920 e 10 giorni dopo, il 17 di novembre, avviene a Gorizia il primo fatto violento, in quanto vengono lanciate un paio di bombe contro il portone del Cinema Savoia, non so dove fosse il Cinema Savoia allora, nel cinema però era in corso un concerto musicale organizzato dalle organizzazioni culturali slovene. E una settimana dopo viene lanciata un'altra bomba all'interno della tipografia slovena, in cui non solo veniva stampato la Goriška Straža, cioè un giornale in lingua slovena, ma venivano stampati anche l'Idea del Popolo, che era diventato l'organo ufficiale del Partito Popolare, e La Libertà, che era l'organo del Partito Repubblicano. Comunque, diciamo, l'obiettivo, i primi obiettivi del fascio d'azione di Gorizia e della squadra d'azione sono appunto le istituzioni slovene, ma anche, diciamo, in questo caso l'Idea del Popolo era diciamo l'organo del Partito Popolare, quindi del movimento cattolico avversario appunto del fascismo, alla pari del Partito Repubblicano, che, come abbiamo visto un paio di volte fa, si caratterizzava per la sua posizione decisamente progressista e soprattutto, vedremo anche in seguito, decisamente antifascista. Dovremo aspettare il gennaio del 21 per veder costituiti altri fasci. Il 23 gennaio viene costituito il fascio di Cormons, anche questo formato in questo caso da alcuni proprietari terrieri, industriali, dal direttore della banca della Venezia Giulia. Quindi è interessante vedere la composizione di questi fasci appunto dai nomi dei direttori e dei segretari, quindi che venivano eletti, perché inizialmente il movimento fascista veniva organizzato come tutti gli altri partiti, per cui gli iscritti nominavano i propri dirigenti, segretari e membri del consiglio direttivo. Vedremo invece che a metà degli anni 20 questa pratica verrà superata, in quanto anche i direttivi, i segretari del fascio non verranno più eletti dagli iscritti, ma verranno nominati dall'alto, per cui sarà il segretario della federazione provinciale che nominerà i segretari dei fasci locali, i quali segretari dei fasci locali nomineranno i componenti del direttore del fascio. Quindi in pratica le nomine nel partito fascista caleranno sempre dall'alto. Questo lo vedremo anche in seguito.
tanto è che il 6 di febbraio del 1921 si tiene a Trieste il primo congresso regionale del movimento fascista, a cui partecipa lo stesso Mussolini, quindi anche sottolineare l'importanza di questo avvenimento, e a rappresentare i fascisti della provincia di Gorizia sono 8 fasci di combattimento. Questo andava a sottolineare così un po' il ritardo del fascismo nella provincia di Gorizia. Alcuni fasci si costituiscono proprio quasi alla vigilia del congresso regionale, quindi a sottolineare il fatto che inizialmente il fascismo si sviluppa con diciamo estrema difficoltà nella provincia di Gorizia. Avevamo detto che laddove cominciano a formarsi fasci si verificano le azioni di violenza e queste azioni diventeranno sempre più numerose nei primi mesi del 1921 e le prime diciamo sedi di partito, sedi dei circoli culturali, delle camere del lavoro eccetera, che verranno prese d'assalto dalle squadre d'azione saranno proprio quelle, le istituzioni socialiste della Bassa Friulana e del Monfalconese, proprio perché le prime azioni di violenza verranno portate avanti dai 2 fasci che si costituiscono per primi, da quello di Monfalcone a quello di Ronchi, molto spesso sostenuti anche dalle più agguerrite e organizzate squadre d'azione triestine. E vedremo che le violenze fasciste aumenteranno in primavera nelle settimane che precedono le elezioni politiche del maggio del 1921. E queste elezioni politiche ci daranno appunto chiaramente la visione di come si siano modificati ulteriormente i rapporti di forza fra i partiti nell'arco di poco tempo. Proprio perché nel 21, quindi nel gennaio del 1921, compare sulla scena politica un nuovo partito. Nel gennaio del 21 nasce il Partito Comunista. E appunto la nascita del Partito Comunista modificherà radicalmente i rapporti di forza nella provincia di Gorizia. Come avevamo detto, nel corso del 19-20 il Partito Socialista in Italia aveva visto crescere notevolmente la propria organizzazione, tanto che alle prime elezioni del primo dopoguerra, nel 19, il Partito Socialista era diventato il primo partito. Avevamo visto che il Partito Popolare era il secondo, che i liberali, che avevano sempre governato il paese nei 50 anni precedenti, avevano subito, diciamo, una notevole sconfitta elettorale. Quindi il Partito Socialista era diventato il primo partito, aveva il gruppo parlamentare più folto nel Parlamento italiano, però come si sa era un partito in cui convivevano varie anime. Queste varie anime, soprattutto inizialmente erano 2, adesso magari anche per interrompere un po' il racconto, eccolo, vediamo di condividere alcune, ecco, adesso dovrebbe, eccolo, vediamo. Ecco, questo era Giacinto Menotti Serrati, che era il segretario nazionale del Partito Socialista, apparteneva alla componente massimalista. La componente massimalista era la componente rivoluzionaria del partito che si contrapponeva
all'altra componente molto importante, che era quella guidata da uno dei principali esponenti socialisti che avevano dato vita al Partito Socialista in Italia, da Filippo Turati. Quindi all'interno del partito c'erano prevalentemente queste due componenti: la prima rivoluzionaria, che era quella che aveva in un certo qual modo guidato le lotte operaie nelle fabbriche nel biennio 19-20, quella che aveva sostenuto anche le lotte e l'occupazione delle terre nelle campagne, e la componente riformista, che invece pensava, contrariamente a quella massimalista che invece riteneva si potesse prendere il potere con la rivoluzione così come era avvenuto in Russia nel 17, la componente riformista invece era quella che riteneva di poter andare al potere per le vie legali, quindi attraverso il Parlamento, attraverso le elezioni. E la componente riformista era quella anche che in un certo qual modo governava il partito, nel senso che era molto forte, dirigeva le cooperative, era molto presente nelle camere del lavoro, quindi era una componente estremamente importante. E oltre a queste due componenti, quindi quella massimalista rivoluzionaria e quella riformista, proprio sulla base delle lotte operaie del 19-20, se ne costituisce un'altra che sarà quella comunista. Qui c'è Antonio Gramsci che sarà uno dei protagonisti della storia del partito negli anni successivi, che però in quel momento rappresentava la parte più attiva del movimento socialista, soprattutto a Torino, nelle fabbriche, dove si era dato vita nel 19-20 all'occupazione delle fabbriche, e quindi Gramsci, assieme all'altro gruppo dirigente con Togliatti, con Terracini, aveva dato vita anche al giornale L'Ordine Nuovo, che sarà un po' il giornale che per alcuni anni sarà l'organo ufficiale del Partito Comunista, e che invece propugnava una via più decisamente rivoluzionaria, cioè si doveva fare come in Russia, quindi prendere il potere anche con la rivoluzione. Quindi queste tre componenti si confrontavano all'interno del partito, ecco, anche se, a dire il vero, il primo segretario del Partito Comunista sarà Amadeo Bordiga, non sarà quindi Gramsci. Lui era un intellettuale napoletano, e quindi queste tre componenti che portavano avanti delle idee, i riformisti volevano magari anche arrivare ad un accordo con gli altri partiti per formare governi di tipo diverso. Ricordiamoci che in quel momento in Italia non c'era una maggioranza chiara in Parlamento. I liberali, nonostante avessero richiamato al potere Giovanni Giolitti, quindi uno statista di primo livello, non disponevano della maggioranza parlamentare. Quindi la situazione politica era molto confusa, ma nonostante la componente riformista cercasse diciamo degli accordi con i liberali per dar vita al governo, cioè questi accordi non erano possibili, e quindi all'interno del partito si confrontano queste tre tesi, che saranno le tesi che porteranno nel 1921 alla convocazione del Congresso Nazionale Socialista di Livorno. Appunto, le tre tesi erano quella massimalista del segretario nazionale Serrati, quella riformista di Turati e quella comunista di Gramsci, Togliatti e Bordiga. E cosa succede al Congresso Nazionale, senza farla tanto lunga? Di fatto non si arriva ad un accordo. La componente comunista, che propone appunto l'idea della rivoluzione a somiglianza di quanto era successo in Russia, si stacca dal partito e al teatro, sempre a Livorno,
al Teatro San Marco, dà vita ad un nuovo partito che si chiamerà Partito Comunista d'Italia, anche sulla spinta degli avvenimenti russi, della Terza Internazionale che si era costituita a Mosca, e quindi anche diciamo su questa spinta diciamo, una parte del Partito Socialista esce dal congresso che si teneva al Teatro Goldoni e al Teatro San Marco dà vita al nuovo partito. Che cosa succede nella nostra... sì, c'è un'altra foto che è interessante. Questa foto è diciamo, un ritaglio di giornale che così fotografa quelli che sono stati i protagonisti, insomma, della scissione di Livorno, quindi della nascita del Partito Comunista. Infatti si vede Gramsci e tutti quanti gli altri segnati con i numeri corrispondono ad altri dirigenti del partito. Ma quello che vedete segnato qui sopra con la GT è Giuseppe Tuntar. Vedremo che Giuseppe Tuntar appunto era il delegato dei socialisti che avevano votato per la corrente comunista, che viene inviato a Livorno al congresso e che parteciperà alla fondazione del partito. Se ve lo ricordate, eccolo, Giuseppe Tunter era questo, era il direttore della Cassa Malati di Gorizia, che era venuto appunto, lui era di Visinada d'Istria, era venuto a Gorizia, aveva assunto l'incarico di direttore della Cassa Malati, era diventato il principale esponente del Partito Socialista, tanto che nel primo dopoguerra verrà nominato segretario del Partito Socialista della provincia di Gorizia e verrà inviato appunto a Livorno in rappresentanza dei socialisti della provincia di Gorizia e parteciperà appunto alla fondazione del partito comunista. Che cos'era successo nel nostro territorio e nella nostra regione? In previsione del congresso si erano costituite nella Venezia Giulia e poi anche nelle altre varie sezioni socialiste le varie frazioni. Sostanzialmente però il dibattito congressuale all'interno delle sezioni socialiste nella nostra regione avviene solamente fra due componenti, fra la componente massimalista che faceva riferimento al segretario nazionale Serrati e quella comunista di Bordiga e di Gramsci, proprio perché la componente riformista non era presente nella Venezia Giulia e nemmeno nella provincia di Gorizia. Come avveniva allora e anche come avviene in genere nelle sezioni di partito, ci sono al momento dei congressi vengono presentate le varie mozioni a favore di una corrente o dell'altra, quindi gli iscritti votano. E che cosa era successo nella provincia di Gorizia? Praticamente il Partito Socialista si era un po' diviso in due fazioni. La maggioranza aveva votato a favore della frazione massimalista e una minoranza, ma non tanto minoranza, aveva votato per quella comunista. La componente massimalista aveva prevalso soprattutto nel Monfalconese, nella Bassa Friulana. La componente comunista invece era prevalente nelle sezioni socialiste del Gradiscano e del Cormonese e ad esempio faceva un po' per capire diciamo anche il dibattito come avviene e come ci si divideva, bastavano pochi voti per prevalere. Nella sezione di Gorizia, che è una sezione importante, la componente massimalista prevale su quella comunista solo per 2 voti, quindi diciamo che a livello provinciale le due componenti quasi si equivalevano, con una piccola maggioranza per quanto riguarda la frazione massimalista.
A livello regionale, quindi dell'intera Venezia Giulia, del vecchio litorale, invece è la componente comunista quella che riesce ad ottenere la maggioranza dei voti degli iscritti, tanto che al congresso di Livorno sarà circa il 60% dei delegati della Venezia Giulia voterà a favore della componente comunista, e la Venezia Giulia sarà l'unica regione alla pari delle Marche in cui la maggioranza degli iscritti si schiererà con la frazione comunista. Ma questo rapporto di forze si modifica immediatamente nei giorni che seguono la scissione di Livorno, perché nelle sezioni di partito, nei circoli culturali, nelle camere del lavoro, si intensifica il dibattito, perché i militanti venivano chiamati a scegliere o rimanere nel vecchio partito socialista o rientrare in quello nuovo comunista, e quindi si approfondisce questo dibattito e diciamo assume anche nelle varie sezioni toni anche molto fermi, chiamiamoli, talvolta si sfociava anche in zuffe, proprio perché il dibattito era molto intenso, perché bisognava convincere gli iscritti a passare da una parte o dall'altra, quindi per vedere anche come le sezioni di partito si sarebbero mosse, chi avrebbe preso la proprietà delle sedi, quindi c'era un dibattito molto aperto, molto franco, tanto che significativo di questo intenso conflitto è il 26 di gennaio, appena quindi finito il congresso di Livorno. Il 26 gennaio Giuseppe Tuntar, sempre lui, assieme ad altri militanti comunisti, prende possesso della redazione e della tipografia del giornale Il Lavoratore di Trieste, che in quel momento era organo del Partito Socialista, e trasforma il giornale da organo del Partito Socialista in organo del Partito Comunista. Questo sulla base del numero maggiore di consensi ottenuto nella fase precongressuale, e Giuseppe Tuntar diventerà anche il primo direttore del giornale Il Lavoratore, che passa quindi da organo del PSI a organo del Partito Comunista d'Italia. Però, come dicevo, la scissione produce notevole frattura all'interno del movimento operaio, proprio perché diciamo, è molto difficile convivere, soprattutto nelle camere del lavoro, dove alcune si schierano a favore del Partito Socialista, altre invece prendono posizione per il Partito Comunista, per cui anche a livello sindacale avviene una frattura. Le camere del lavoro di Monfalcone, di Cervignano e di Aiello rimangono al Partito Socialista, mentre le camere del lavoro di Gorizia, di Gradisca e di Cormons passano al Partito Comunista. Quindi il movimento sindacale si frantuma, e anche nelle stesse camere del lavoro la convivenza talvolta è difficile, per cui alla Camera del Lavoro di Monfalcone, che è controllata da una dirigenza socialista, si deve tenere conto che il principale sindacato operaio, quello dei metalmeccanici della FIOM, è invece diretto dai comunisti, e anche la commissione interna del cantiere è diretta dai comunisti, quindi è difficile la convivenza all'interno dello stesso organismo sindacale. E lo stesso avviene un po' a Gorizia, dove i comunisti ottengono la maggioranza, quindi conquistano la Camera del Lavoro di Gorizia, però la minoranza socialista, l'ex segretario Stolfa, dà vita nei cotonifici di Gorizia e di Eitussina ad un sindacato dei tessili socialista, che si contrappone a quello della FIOT, la Federazione Italiana per i Tessili, che è controllato dai comunisti. Quindi
all'interno dello stesso movimento sindacale si registrano delle fratture che diventeranno sempre più profonde. Succede questo anche nella Cassa Malati. Come vi ricordate, la Cassa Malati era diretta dai socialisti. E che cosa succede nella Cassa Malati? Che fra i 6 componenti operai eletti, quindi da rappresentanza operaia, 4 aderiscono al Partito Comunista, 2 rimangono al Partito Socialista, e succede che i 2 che rimangono al Partito Socialista fanno, diciamo, si uniscono, si aggregano come 3 rappresentanti dei datori di lavoro, e quindi la maggioranza formata da 2 socialisti e 3 rappresentanti dei datori di lavoro mettono in minoranza il direttore della Cassa Malati, cioè Giuseppe Tuntar, e lo licenziano. E che cosa succede? Che questo crea notevoli difficoltà all'interno della Cassa Malati, la Cassa Malati di fatto si blocca, e nell'arco di un paio di mesi il prefetto nominerà il commissario alla guida della Cassa Malati. Quindi di fatto diciamo, la componente operaia perde il controllo di questa importante istituzione non sociale, perché appunto offriva diciamo, l'assistenza sanitaria e assistenziale ai lavoratori che erano iscritti. Quindi la costituzione di questo nuovo partito indubbiamente modificherà, perché lo vedremo con l'elezione del 1921, modificherà sostanzialmente i rapporti di forza fra i partiti, ma provocherà la frattura all'interno del movimento socialista, come abbiamo visto, che quindi creerà notevoli problemi. Non so se sono stato chiaro fino a questo momento. C'è qualche... Sì, volevo solo chiedere, la nomina del commissario alla Cassa Malati è in conseguenza dell'avvento del fascismo o perché non c'erano i numeri sufficienti in Cassa Malati? Allora, in pratica sì, la Cassa Malati con il licenziamento del direttore non era più di fatto in grado di poter andare avanti, però vedremo dopo che la Cassa Malati verrà diciamo commissariata soprattutto perché nell'ottobre, nei giorni che precedono la marcia su Roma, o adesso non ricordo se quelli che precedono o quelli che immediatamente seguono, le Casse Malati verranno occupate dai fascisti, dalle squadre d'azione, e quindi chiederanno lo scioglimento della Cassa, e quindi ci sarà l'intervento del prefetto che nominerà il commissario. Quindi sostanzialmente sarà diciamo, l'intervento decisivo, diciamo, dei fascisti che obbligherà, insomma, farà sì che il prefetto poi dopo nomini i commissari. Naturalmente la spaccatura avviene prima, quindi i fascisti sfrutteranno un po' anche questa incapacità di questa amministrazione di poter andare avanti per chiedere e ottenere, ma lo avevano già fatto con la forza, diciamo, lo scioglimento dei consigli d'amministrazione della Cassa Malati. Quindi, grazie. Volevo chiedere che differenza c'era fra la componente massimalista e la componente comunista del Partito Socialista, visto che entrambe si richiamavano alla rivoluzione russa per fare la rivoluzione, eccetera. Cosa le distingueva? Sì, allora, dunque, iniziano 2 questioni prima di tutto. Allora, i massimalisti proponevano anche loro di fare come in Russia, però propagandavano il fallo, ma conseguentemente non c'era un'attività
che portasse il partito a decidere di fare la rivoluzione. E la componente comunista, diciamo, accusava quella massimalista di propugnare sì la rivoluzione, ma solamente teoricamente, non in concreto, e anzi rimproverava alla componente massimalista di aver bloccato del 19-20 e di aver sostanzialmente cercato di bloccare questa spinta rivoluzionaria che arrivava soprattutto dalle fabbriche del nord, ma anche la spinta rivoluzionaria che arrivava da diverse zone d'Italia nelle campagne, dove i contadini avevano occupato le terre, quindi c'era un movimento rivoluzionario alla base. E anche la componente massimalista però aveva cercato di evitare di fare la rivoluzione veramente come era stata fatta in Russia. Inoltre, con la costituzione dell'internazionale comunista, l'internazionale che cosa chiedeva ai partiti socialisti? Chiedeva di aderire alla nuova internazionale, ma di cacciare dal partito la componente riformista, che era quella che in certo qual modo cercava l'accordo con i partiti borghesi, e c'era questa forte richiesta. In Italia indubbiamente la componente riformista era, diciamo, come abbiamo visto, era molto compatta, era molto forte, e i comunisti volevano appunto che al congresso di Livorno la maggioranza socialista cacciasse dal partito quella riformista, proprio perché in questo modo si sarebbe dato il via alla rivoluzione vera. E quindi di fronte a questa scelta, che veniva anche richiesta dall'Internazionale Comunista, Serrati e gli altri esponenti della componente massimalista non accettano di cacciare dal partito i riformisti, e quindi i comunisti decidono di uscire loro dal partito per, diciamo, aderire a quella che era una richiesta anche della terza internazionale comunista. E quindi c'era questa differenza sostanziale, che gli uni forse la volevano fare la rivoluzione, gli altri solamente si limitavano a propagandarla. Chiaramente i tempi però erano già profondamente cambiati, proprio perché diciamo, questa spinta rivoluzionaria che veniva dalla base, dalla necessità di migliorare le proprie condizioni di vita. Siamo nell'immediato primo dopoguerra, quindi le difficoltà di trovare lavoro, la crisi economica, eccetera, e quindi la componente, cioè i socialisti, sostanzialmente il partito socialista, quindi le camere del lavoro, avevano cercato un po' di frenare questa spinta rivoluzionaria che ci poteva essere, e quindi i comunisti accusavano i massimalisti di essere dei rivoluzionari solo a parole, e per questo diciamo la differenza era sostanzialmente questa, insomma, no? Dopodiché vedremo che dopo l'uscita dei comunisti dalla componente comunista del Partito Socialista, ci sarà nel 22 anche l'uscita dei riformisti, che daranno vita al Partito Socialista Unificato, quello di Matteotti, insomma, no? Quindi il movimento socialista nell'arco di due anni si frazionerà in 3 partiti, insomma, no? Quindi comunista, socialista e socialista unitario, no? Quindi la differenza più o meno stava lì, eccolo. Era comunque un dibattito molto intellettuale, teorico, insomma, no? A mio avviso, eccolo. Comunque diciamo che questo fatto modifica sostanzialmente i rapporti di forza, perché neanche 6 mesi dopo, quindi nel maggio del 1921, si tengono le elezioni politiche in Italia, quindi si tengono a distanza di neanche 1 anno e mezzo, perché
quelle del 19 erano del novembre o del dicembre, se non ricordo bene, che avevano visto appunto il Partito Socialista vincere le elezioni. Nel 21 però, appunto, come dicevo prima, la difficoltà di trovare una maggioranza parlamentare, l'impossibilità per Giolitti pur da uomo di Stato molto importante, che aveva già governato prima, di poter continuare a governare, diciamo, portano alla necessità di ritornare alle elezioni, anche perché non si realizza quello di cui parlavo prima io, non si riesce a trovare un accordo fra i due partiti popolari, quindi il Partito Socialista e il Partito Popolare, che erano stati il primo e il secondo partito, quindi non si riesce a trovare in Parlamento una maggioranza tale da poter garantire la governabilità, per cui si va alle elezioni politiche del 1921, che sono, forse l'avevo già detto, le prime che si tengono nella Venezia Giulia, nel litorale, perché nel 19, se vi ricordate, ancora questi territori non erano stati formalmente annessi all'Italia, erano ancora in piedi le discussioni per la definizione dei confini. Per cui sono le prime elezioni politiche che si tengono nelle nuove province. A livello nazionale votano circa 7 milioni di elettori, che rappresentavano quasi il 60% degli aventi diritti. Siamo comunque alle seconde elezioni politiche in cui si vota con suffragio universale maschile, quindi diciamo quelle del 19 e quelle del 21 sono le due elezioni che in cui si vota appunto a suffragio universale maschile. Ecco, questo è Giolitti, che appunto cercherà di modificare la situazione in Parlamento con le nuove elezioni del 21. Questa è una delle schede elettorali. La novità di queste elezioni è formata dal fatto che oltre ai partiti che si erano presentati in precedenza, quindi i socialisti, i popolari, i repubblicani, eccetera, si costituisce il blocco nazionale. Il blocco nazionale che raggruppava più gruppi e più partiti politici. Questo blocco nazionale, come vedete in questi candidati, raggruppava il partito fascista, i liberali, e varie altre, i liberal democratici, cioè varie componenti liberali con i fascisti e quindi avevano costituito questo blocco nazionale che rappresentava un po' la novità politica del 1921, in quanto il blocco nazionale non si era presentato nel 19, ma si erano presentati liberali, eccetera, e nel 19 i fascisti, nonostante ci fossero presentati solo in pochi collegi, ma non avevano ottenuto alcun eletto, quindi non c'era nessun eletto nel Parlamento italiano nel 1919. Ecco, le elezioni politiche a livello nazionale vedono ancora come primo partito il Partito Socialista, che però perde voti rispetto alla volta precedente, perché precedentemente contava circa 160 deputati e ne ottiene solamente 123, quindi c'è un calo del Partito Socialista, in minima parte recuperato dal Partito Comunista, che ottiene meno del 5% dei voti e 15 deputati al Parlamento. Il Partito Popolare
che aveva ottenuto 100 deputati, 100 seggi nelle elezioni precedenti, conosce un aumento di voti, e invece la novità nuova è rappresentata dal Blocco Nazionale, che ottiene 105 deputati, ma è interessante notare che di questi 105 deputati 35 sono fascisti, quindi per la prima volta il partito fascista viene rappresentato all'interno del Parlamento italiano. Poi dopo, cioè, questi blocchi nazionali non vengono presentati in tutte le circoscrizioni, in quanto in alcune circoscrizioni vengono presentate, in altre il Partito Liberale si presenta per proprio conto, il movimento fascista per proprio conto, quindi diciamo c'è una differenziazione a livello nazionale. Comunque, diciamo, la novità importante è quella rappresentata dal fatto che i fascisti riescono ad eleggere 35 deputati, e con questi numeri, anticipiamo, Mussolini verrà nominato primo ministro, quindi incaricato dal re, quindi otterrà il voto di fiducia dal Parlamento, nonostante i fascisti appunto avessero solamente 35 voti sui 600 circa che costituivano la 550, che costituivano il numero dei deputati al Parlamento italiano. Nella Venezia Giulia, ecco, queste sono le liste che vengono presentate nella circoscrizione di Gorizia. Sono il Partito Comunista, la Concentrazione Slava, il Partito Socialista e il Partito Popolare, il Partito Repubblicano e il Blocco Nazionale. Quindi ci sono 6 partiti, e il collegio elettorale di Gorizia esprime 5 deputati, quindi devono essere eletti 5 deputati. E il risultato elettorale sarà un risultato che modificherà completamente il panorama politico. Intanto va aggiunto che con la costituzione della provincia di Gorizia nel 21 e con l'allargamento ai territori di Idria e di Postumia, la componente slovena aumenta ancora di percentuale, quindi oltre il 60% della popolazione, quindi degli elettori, appartengono alla componente, alla maggioranza slovena della provincia. Ed infatti, non so se si riesce a notare, ma ecco, per esempio, la concentrazione slava è quella che ottiene la maggioranza dei voti nel collegio elettorale di Gorizia. Qui in parte sono segnati i voti che vengono ottenuti da ciascun candidato, e i candidati in grossetto sono quelli che vengono eletti. Di fatto succede che nella provincia di Gorizia, su 5 deputati da eleggere, 4 vengono espressi dalla concentrazione slava, che raggruppava sia gli sloveni liberali che gli sloveni cattolici. Quindi diciamo gli sloveni trovano un momento di sintesi, di unità, per cui sia i liberali che i cattolici, che nell'anteguerra si trovavano su 2 barricate contrapposte, presentano liste unitarie e ottengono la maggioranza dei voti, tanto che 4 saranno i deputati della concentrazione slava, che otterrà naturalmente la stragrande maggioranza dei voti, anzi quasi plebiscitario sarà il voto nei paesi sloveni. Il quinto deputato, ecco come cambiano le cose, e sarà Giuseppe Tuntar, eletto nelle liste del Partito Comunista. E che cosa significa questo fatto? Che se nella parte slovena la stragrande maggioranza vota per la concentrazione slava, nella parte italiana della provincia, quindi il Gradiscano Cormonese, la Bassa Friulana, il Monfalconese,
la maggioranza degli elettori vota per il Partito Comunista. Il Partito Comunista è il primo partito della parte italiana, ottiene il 32% dei consensi. Quindi questo fatto modifica sostanzialmente i rapporti di forza che c'erano fra i vari partiti nella provincia. Quindi è interessante sottolineare come al Partito Comunista aderisca la stragrande maggioranza, cioè ottenga la stragrande maggioranza dei voti, non solo diciamo nei paesi della cintura operaia di Monfalcone, Turiaco, Pieris, ma diciamo, la percentuale più alta di voti il Partito Comunista lo ottiene nei paesi del Gradiscano Cormonese, cioè nei paesi agricoli che diciamo dove la maggioranza degli elettori era formata da contadini, che di fatto passano quindi dall'anteguerra in cui si votava per il movimento cattolico, avevano partecipato alle lotte agrarie promosse dai socialisti per la conquista del patto colonico, e nel 21, quindi a pochi mesi dalla costituzione del Partito Comunista, c'è questa grande adesione al partito, soprattutto nei comuni a Farra, a Mariano, a Capriva, cioè con percentuali che arrivavano anche al 60%. Non si sente più niente? Non si vede? Ecco, è tornata adesso. Mi sentite? Ora sì. Sì, adesso sì. Sì, ora sì. È saltato l'audio di nuovo. Non sentiamo niente. Pronto? Sì. Ok, è tornato. Non so che cosa sia successo. Dunque, magari riprenderemo anche questo discorso. Volevo farvi, ecco, dunque, diciamo, nella parte italiana della provincia, quindi, c'è questa affermazione per il comunista. Eccolo qua, ho dovuto operare tutto. Avevo anche i dati sotto mano, ma vabbè. Bene. Dunque, quindi nella parte slovena vince la concentrazione slava, in quella italiana il Partito Comunista. Il terzo partito che ottiene più voti, infatti vedete qui i voti di lista sono 34.000 per la concentrazione slava, 10.000 per il Partito Comunista, 4.000 per il Partito Socialista. E quarto partito, quarto partito è il Blocco Nazionale. Il Blocco Nazionale, appunto, che raggruppava i liberali, i nazionalisti, i fascisti, e il quinto gruppo è il Partito Popolare, che ottiene 2.500 voti. E a sottolineare anche il ritardo di questo partito e il fatto che alle elezioni presenti solamente 3 candidati, anziché i 5 previsti che potevano essere presentati. Alla stessa stregua anche il Partito Repubblicano, che è il 6º partito come numero di voti. Quindi sostanzialmente le elezioni ridisegnano un po'
il quadro politico provinciale, no? In quanto le modifiche sono effettivamente sostanziali. Quindi, e questo fatto ci aiuterà a capire anche le ragioni per cui nel 1923, nel gennaio del 23, quindi a distanza di 1 anno e mezzo, la provincia di Gorizia verrà soppressa per volontà appunto del governo nazionale. Perché? Perché se ci si pensa, su 5 deputati a rappresentare questo territorio a Roma, 4 sono sloveni, quindi 4 che non erano contrari all'annessione di queste terre all'Italia, e il quinto è un comunista che comunque prima, diciamo nell'immediato prima dopoguerra, i socialisti, come se vi ricordate, avevano proposto non l'annessione all'Italia, ma la costituzione di un territorio che potesse, il litorale, che potesse federarsi o con l'Austria, con la Jugoslavia, con l'Italia, cioè non erano, diciamo, d'accordo, favorevoli all'ingresso pari di queste terre all'Italia. Quindi a sedere sui banchi parlamentari a Roma verranno inviati appunto 5 esponenti che indubbiamente non rappresentavano proprio l'italianità di queste terre, ma anzi diciamo un'interpretazione di questo voto va anche va sottolineato che fu anche un voto di protesta nei confronti dei ritardi nella ricostruzione, nelle difficoltà economiche, quindi una certa qual contestazione nei confronti delle nuove autorità italiane che avevano sostituito quelle austro-ungariche. Quindi diciamo una situazione che modifica sostanzialmente i rapporti di forza in questi territori e che in certo qual modo ci aiuterà a capire anche le ragioni per cui a distanza di 1 anno e mezzo la provincia di Gorizia verrà soppressa e verrà suddivisa fra quelle di Udine e di Trieste, in modo tale che comunque soprattutto l'obiettivo era quello di trasformare la comunità slovena, che nella provincia di Gorizia era maggioranza, in una minoranza nazionale, perché appunto aggregata alla provincia di Udine vedremo che alla fin fine gli sloveni saranno una minoranza rispetto alla maggioranza della provincia di Udine, che tra parentesi allora comprendeva anche la provincia di Pordenone, quindi diciamo il Friuli intero. Quindi ecco che io l'ho fatta sempre così lunga, le elezioni del 21 diciamo modificano radicalmente la situazione politica, e anzi soprattutto da parte dei promotori del blocco nazionale ci sarà, diciamo, un notevole scontento, proprio perché ci si aspettava invece che queste terre avrebbero risposto con un voto plebiscitario nei confronti dell'Italia, delle nuove autorità italiane, ma invece si verificherà che nella provincia di Gorizia il voto andrà completamente in direzione diversa. Mi sono dimenticato di dire, è un voto, quello della provincia di Gorizia, che è molto diverso da quello delle altre 2 nuove province, sia di quella di Trieste che di quella istriana, perché a Trieste su 4 deputati che vengono eletti, 3 sono espressione del blocco nazionale, e addirittura il capo del fascismo triestino, Giunta, è colui che ottiene nel collegio di Trieste il massimo delle preferenze. La stessa cosa avviene nel collegio di Parenzo, cioè che comprendeva l'intera Istria, in cui su 6 deputati da eleggere, 5 vengono eletti dal blocco nazionale. Questo anche
approfondiremo magari anche la prossima volta, anche perché mentre nel Goriziano le elezioni si svolgono sostanzialmente in un clima, diciamo, regolare, nel Triestino e in buona parte dell'Istria il prevalere delle squadre d'azione, la crescita notevole del movimento fascista rende il clima politico estremamente caldo. Ci saranno soprattutto in quella zona violenze di ogni genere, per cui il voto in un certo qual modo verrà un po' condizionato da questo dal movimento fascista, dalle violenze che vengono fatte. A Gorizia invece, tranne qualche diciamo episodio, ma diciamo abbastanza limitato, le elezioni si svolgono diciamo nella legalità, non ci sono casi come in Istria di brogli, di cambio di schede, insomma si verificheranno varie questioni, per cui diciamo mentre in Istria e a Trieste prevale notevolmente il blocco nazionale, nel Goriziano avviene diciamo l'effetto contrario, per cui verranno eletti 4 sloveni e un comunista al Parlamento italiano. Ditemi voi. Volevo chiedere una cosa. Come mai in Istria, ad esempio, il rapporto della componente, diciamo così, etnica diversa, slovena e croata, a livello di elezione non viene così, non emerge così come emerso nel Goriziano? Uno. Sì. E poi un'altra domanda, sempre nel gruppo così sloveno, c'era una differenziazione politica come da noi, o soltanto i 4 deputati erano espressione di un unico listone senza una differenziazione, non so, i socialisti, liberali, cattolici, ecco, che c'era componente cattolica? Sì, allora lì bisognerebbe andare, per quanto riguarda la prima parte, bisogna tenere conto che in l'Istria, insomma, c'erano le 2 componenti, un po' anche in contrasto fra di loro, quella slovena con quella croata, come insomma succede sempre, no? Eccolo. E quindi non si era riusciti lì a mettere assieme tutte le varie componenti nazionali, come invece avviene a Gorizia, dove lo vedremo magari la prossima volta, i 4 eletti sono espressione delle 2 componenti politiche slovene, i liberali da un lato e i cattolici dall'altro. Se vi ricordate, quando Monsignor Faidutti, quindi cattolico italiano, viene nominato perché era di nomina imperiale, ma comunque doveva avere il consenso della dieta provinciale. Quando viene nominato capitano della dieta provinciale, quindi il massimo esponente della dieta provinciale nel 1913, lui viene eletto e viene sostenuto dai cattolici italiani e dai liberali sloveni, perché in contrasto c'erano contro Faidutti, diciamo contro la maggioranza che si era venuta a creare nella dieta, c'erano dall'altra parte i liberali italiani e i cattolici sloveni. Quindi questo sta a significare che vi era rivalità fra i liberali, sia quelli italiani che quelli sloveni, ma anche fra i cattolici italiani e sloveni. Mentre nel 21 si registra diciamo, l'unità d'azione fra le 2 componenti che nell'anteguerra si trovavano in contrapposizione, quindi i liberali e i cattolici. E nel gruppo dei 4 deputati, parleremo magari la prossima volta, 3 erano liberali e 1 Donšek cattolico, quindi si trova diciamo, l'unità d'azione che permette, anche con il sistema elettorale,
di ottenere diciamo il massimo del consenso possibile, appunto perché riescono ad eleggere 4 deputati su 5, no? Quindi la parte slovena riesce a trovare sì, ecco, non c'erano come in Italia i vari partiti, ma ce n'erano solamente 2, liberali e cattolici. Vedremo anche la prossima volta, vi farò vedere anche in cui si vede chiaramente come nei paesi sloveni si voti solamente la lista slovena, nonostante diciamo come avveniva in tutto il collegio, ci fossero anche gli altri rappresentanti degli altri partiti, no? Quindi ci fossero i popolari, i comunisti, i socialisti, però si vedrà bene che nella parte slovena quasi il voto plebiscitario, insomma, della popolazione, che anche questo poteva essere considerato come un po' un voto di protesta, quindi si votava per la lista slovena proprio in quanto sloveni, in quanto si voleva rimarcare il fatto che si era sloveni, insomma, no? Mandi?